Alleluia. Questa mattina leggeremo un salmo. Salmo numero 4. Alleluia. Salmo numero 4. Gloria al Signore. Amen. Vi invito ad alzarvi in piedi, grazie. Onoriamo anche in questo modo la parola di Dio. A Dio sia la lode. Amen. Quando io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia. Quando ero in pericolo, tu mi hai liberato. Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. Figli degli uomini, fino a quando sarà la mia gloria coperta d'obbrobrio? Fino a quando amerete la vanità e andrete dietro alla menzogna? Sappiate che l'Eterno si è appartato uno che egli ama. L'Eterno mi esaudirà quando griderò a Lui. Tremate e non peccate. Ragionate sui vostri letti in cuor vostro e tacete. Offrite sacrifici di giustizia e confidate nell'Eterno. Molti vanno dicendo: chi ci farà vedere la prosperità? O Eterno, fa risplendere su noi la luce del tuo volto. Tu mi hai messo più gioia nel cuore che non provino essi quando il loro grano e il loro mosto abbondano. In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Eterno, mi fai abitare al sicuro. Amen. Vogliate accomodarvi, gloria a Dio. È un salmo, come tutta la parola di Dio, molto profondo. Soprattutto l'ultimo verso che abbiamo letto. Mi ricordo che spesso nelle case dei credenti, in camera da letto, molti avevano questo versetto, no? Come capezzale: in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, Eterno, mi fai abitare al sicuro. Gloria a Dio. Davide ha potuto realizzare che Dio è la sua sicurezza. Viviamo in un mondo dove regna la confusione e l'incertezza, è vero? Niente è più sicuro. Neanche il cosiddetto posto sicuro di lavoro è sicuro. Non c'è sicurezza. Ma Davide ha potuto sperimentare, e io spero che ognuno di noi può testimoniarlo, insieme a Davide: Dio è la mia sicurezza. Amen. Dio è la mia protezione. Alleluia. Probabilmente è un componimento che veniva cantato. I salmi sono questo: a volte canti, a volte preghiere. È ciò che lo Spirito Santo ispira al cuore del salmista. E dice così: quando io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia. Ma il tono non va inteso come dire di comando, no? Quando io ti chiamo, rispondimi. No. Alla base della preghiera c'è sempre la supplica. È vero? Quando io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia. E Davide ricorda tutte le altre volte che Dio lo ha liberato. Quando ero in pericolo, tu mi hai liberato. Ed è buono ricordarci di tutte quelle volte che il Signore è intervenuto nella nostra vita. Amen? Alleluia. E per fede voglio affermare che ancora il Signore vuole intervenire nella nostra vita. E chissà quante volte ancora interverrà nella mia vita, nella tua vita, perché Dio è fedele. Alleluia. Abbi pietà di me. Che bella richiesta. Ho fatto caso che in quasi tutti i salmi di Davide
questa affermazione, questa richiesta fatta a Dio non manca quasi mai. Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. Amen. Alleluia, che bella fiducia nel Signore. Come dire, solo tu puoi esaudire la mia preghiera, la mia richiesta, il mio bisogno, la mia necessità. E io ti dico in questa mattina, solo Dio può aiutarci. Alleluia. Figli degli uomini, fino a quando sarà la mia gloria coperta d'obbrobrio? Fino a quando amerete la vanità e andrete dietro alla menzogna? E poi troviamo scritto pausa. Nei Salmi, quando troviamo scritto pausa, è un momento di invito alla riflessione. Come dire, fermati e rifletti. Davide viveva non in un contesto facile. Anche se amato da Dio, scelto da Dio, era un uomo fallace, ha sbagliato tante volte nei confronti di Dio e viveva in un contesto anche difficile da un punto di vista proprio di nemici che aveva, persino nella propria famiglia. Molti desideravano il suo trono, ma se Dio ti mette in un posto nessuno potrà mai toglierti. Alleluia. E Davide, rivolgendosi agli uomini, alle persone che lo circondavano, diceva: ma fino a quando sarà la mia gloria coperta d'obbrobrio? Cioè, mi darete fastidio, mi offenderete, mi farete del male? Fino a quando amerete la vanità e andrete dietro alla menzogna? Sappiate una cosa, l'Eterno, qua nella mia traduzione, dice si è appartato uno che egli ama. In un'altra versione è scritto l'Eterno si è scelto uno che lo ama. Amen? Amen. Sappiate che chi mi ha scelto è il Signore. Amen. Amen. E questo dava sicurezza a Davide. E deve dare sicurezza anche a noi credenti del Signore. Amen. Dio ci ha scelti. Amen. E ci ama. Alleluia. È scritto altrove: nessuno vi rapirà dalla mia mano. È bella questa affermazione, vero? Chi tocca a voi, tocca la pupilla dell'occhio mio. Gloria a Dio, ci dà sicurezza. Alleluia. Sappiate che il Signore si è scelto uno che Egli ama. L'Eterno mi esaudirà quando griderò a Lui. Amen? Amen. Alleluia, avere Dio dalla tua parte è tutto. Amen. Avere la certezza che quando tu gli chiederai qualcosa, Lui farà. È meravigliosa questa certezza. Amen? Amen. Tremate e non peccate. Altrove è scritto un'altra traduzione: adiratevi e non peccate. Come dire, l'uomo può anche arrabbiarsi, no? Però deve sempre controllarsi. Davide era continuamente minacciato ed era sempre portato a forse reagire usando la sua influenza, la sua autorità, ma lasciava fare al Signore. Amen. E così dobbiamo fare anche noi. Grazie, dobbiamo fare al Signore, dobbiamo lasciar fare al Signore, perché altrimenti rischiamo di peccare, di sbagliare. Non possiamo farci giustizia da noi. Dio è la nostra giustizia. Amen. Alleluia. Ragionate sui vostri letti in cuor vostro e tacete. A volte ci sono dei piani, dei ragionamenti dentro di noi, però vogliamo non portare avanti i nostri ragionamenti. Vogliamo portare avanti il piano di Dio che è nella nostra vita. Vogliamo offrire sacrifici di giustizia al Signore e confidare nel Signore.
Confidare nel Signore è qualcosa che sembra facile, ma non lo è. Confidare nel Signore è farlo il centro della tua vita, appoggiarti interamente su di Lui. Non è facile, però vogliamo impegnarci a questo. Amen. Molti vanno dicendo: chi ci farà vedere la prosperità? Molti uomini vanno dietro alla prosperità materiale. E invece Davide diceva: o Eterno, fa risplendere su noi la luce del tuo volto. Hai mai confrontato le due cose? Una prosperità materiale e invece la luce di Dio che splenda sul tuo volto. Se potessi scegliere, cosa sceglieresti? Signore, la tua luce che risplenda sul mio volto. Amen. La prosperità, la ricchezza materiale è effimera. I soldi vanno e vengono, più vanno che vengono. È vero? Meno che te l'aspetti, fai di tutto per... E poi arriva una lettera all'Agenzia delle Entrate. La vera ricchezza è Dio in noi. Amen. Alleluia. Se hai Dio nella tua vita, se senti la sua presenza in te, tutte le ricchezze sue sono in te. È vero? Alleluia. O Eterno, fa risplendere su noi la luce del tuo volto. Che bella questa affermazione. Tu mi hai messo più gioia nel cuore che non provino essi, le altre persone, quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Ovviamente chi lavora la terra e poi vede il frutto del proprio lavoro, gioisce, vero? Ah, che bello! Nonostante i miei sforzi adesso un bel guadagno, gloria a Dio. Ma avere la presenza di Dio nel proprio cuore è molto di più. Amen. E Davide questo afferma: tu mi hai messo più gioia nel cuore che non hanno invece gli altri, quando si affidano solo alle cose materiali e vedono il frutto anche del loro lavoro. Oh, gloria a Dio. In pace mi coricherò e in pace dormirò. In pace mi coricherò e in pace dormirò. Ogni credente può dirlo. Vorremmo poterlo dire. Dio ci aiuti a poterlo affermare con tutto il nostro cuore. In pace mi coricherò. Dio desidera che nel tuo cuore ci sia la pace. Tutte le tue preoccupazioni, tutte le cose che non ti fanno dormire la notte, lasciali nelle mani del Signore e vivi la pace che solo Gesù ti sa dare. Vivi serenamente la tua vita, perché questo desidera il Signore per te e per me, che noi viviamo serenamente, che possiamo avere come unico interesse fondamentale servirlo, vivere per Lui. C'è un cantico che dice: la ragione della vita è amare te, adorarti e servirti, oh Dio. È vero, la ragione della vita è, ma deve essere veramente, dobbiamo riflettere su questo. La cosa più importante è amare il Signore. Poi nella vita abbiamo i nostri combattimenti, le nostre delusioni, è vero? Qualcuno potrà dire: ma come? Siamo credenti, noi crediamo in Dio. Ma dove è scritto nella parola del Signore che Gesù ha promesso sempre il sole? Né che non ci saranno mai tempeste nella tua vita. Anzi, Gesù ha detto: nel mondo avrete tribolazioni. È vero?
Lo ha detto Gesù. Amen. Nel mondo avrete tribolazioni. E sapete, Gesù è stato tribolato. E dopo di lui, la prima chiesa, i primi convertiti, tribolati, perseguitati, uccisi, in carcere, in catene. Eppure la parola di Dio non si è mai fermata. L'opera di Dio non si è mai fermata. Amen? Dio ha continuato l'opera sua, perché niente e nessuno potrà mai fermarla. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Un caro fratello di nome Paolo, l'Apostolo Paolo, afferma proprio questo: chi ci separerà dall'amore di Dio? Sarà forse la tribolazione, la persecuzione, la spada, la fame? No. Tutti i giorni siamo messi a morte, è scritto. Cioè ogni giorno il suo travaglio, il suo combattimento. Ma niente e nessuno potrà mai separarmi dall'amore di Dio. Continuerò ad amare Dio. Egli mi ama, io vedrò il suo amore anche nella tribolazione che vivo. Amen. Non perché sono un pazzo, ma perché nel buio, nelle tenebre più fitte, c'è sempre uno spiraglio di luce che giunge dall'alto. È vero? Alleluia. Anzi, proprio nelle difficoltà si sperimenta di più l'amore di Dio. Che ne dite? Siete d'accordo? Proprio quando sei in pericolo, nelle difficoltà, nel bisogno, sperimenti la fedeltà di Dio, l'amore di Dio. Perché Lui non ci lascia e non ci abbandonerà mai. Perciò, fratelli e sorelle, in pace vogliamo coricarci. In pace vogliamo dormire. Godi del tuo riposo. Riposati nel Signore. Il tuo primo pensiero quando ti alzi la mattina sia ringraziare il Signore. E il tuo ultimo pensiero quando ti addormenti sia dire grazie al Signore per la giornata. Amen. Dio sia il primo e l'ultimo pensiero. Dio sia al centro della tua vita e della mia vita, come era al centro della vita di Davide. Che non vuol dire essere perfetti. Sapete, avere Dio al centro della propria vita non vuol dire essere persone perfetti. Nessuno lo è. Se studiamo la vita di Davide, lui ha sbagliato tante volte. Ma ogni volta ritrovava la strada per ritornare nel cuore di Dio. Perché sapeva pentirsi, accettare la volontà di Dio, quella che lui aveva stabilito, lui l'accettava e andava avanti. Eppure aveva un cuore secondo quello di Dio. Ma finché siamo uomini, siamo sempre fallasci. Amen? Amen. Abbiamo bisogno di stare stretti al Signore. Che ne dite? Non puoi stare lontano da Dio. Per questo siamo qui questa mattina, per stare insieme più vicini a Lui, per poter essere confortati, alimentati anche dalla parola di Dio e confortati dal suo Santo Spirito. O no? Non ci allontaniamo dalla grazia di Dio, perché quando ti allontani dalla grazia di Dio ti avvicini alla confusione che c'è nel mondo, nell'incertezza che c'è nel mondo. E tutto nella tua vita può essere messo in discussione, il dubbio può prevalere sulla fede. Ma noi non vogliamo permetterlo. Questo è il nostro combattimento. Dobbiamo combattere anche contro noi stessi. Amen? Amen. Ogni mattina io scelgo di stare più vicino al Signore, perché so che non posso fare a meno di Lui. Non riesco a immaginare ormai la mia vita lontana da Lui. Fa parte di me. E voglio che sempre di più Lui faccia parte di me. Amen. Solo così riesco ad andare avanti. E lasciare che ogni cosa mi scivoli addosso. Lascio tutto nelle mani del Signore.
come abbiamo cantato, la mia preghiera elevo a te. Agisci tu. Fai tu, Signore. Perché ho fiducia che il Signore ha dato la sua vita per me. Parlo per me, ma ognuno di noi può dirlo. Gesù ha dato la sua vita per te e per me. Sii fiducioso, sii certo, Gesù ti ama. Non sei sola, solo, non lo sei mai. Anche quando tutti ti lasciano, il Signore non ti lascerà mai. Potrai condividere quell'affermazione che proprio il salmista scrive in un salmo: quando anche mia mamma, mio padre mi abbandonino, il Signore non mi abbandonerà. Amen. Quando ero giovane, anch'io sono stato giovane, avevo degli amici, e avevo fatto di quegli amici, mi ero sviato, ero allontanato dalla Chiesa, il centro della mia vita, il mio vivere era stare insieme a loro, e non mi accorgevo che piano piano mi portavano sempre di più lontano dalla grazia di Dio. E vi dico una cosa, finché potevo dare loro qualcosa, erano amici miei. Quando poi non ho più potuto dare loro qualcosa, mi sono trovato da solo. E lì ho potuto riflettere. Signore, solo tu sei l'unico, solo e vero amico. E sono tornato per grazia di Dio ai suoi piedi. Alleluia. Solo Lui è il vero amico, che non ti lascerà mai. Fai del Signore il centro della tua vita. Che anche tu, come Davide, possa capire che in pace potrai riposare, in pace potrai dormire, perché il Signore è e vuole essere la tua sicurezza. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo ringraziare il Signore.